A Cremona per Cremonese Ternana Antonello Brughini. Almeno sulla carta ecco un impegno abbastanza agevole per la Cremonese che dopo Carpi, Bari, Pescara e Frosinone, tutte candidate per la promozione, oggi incrocerà la Ternana, attualmente penultima in classifica. La squadra umbra ha conquistato solo un punto nelle ultime 4 gare. Cremonese imbattuta in casa da 10 mesi, ma Tesser, un ex che ha lasciato buoni ricordi a Terni, ha studiato a fondo pregi e difetti degli avversari. Subito le formazioni, partiamo dalla Cremonese, il 4-3-1-2 disegnato proprio da Attilio Tesser. In porta c'è Nicola Ravaglia, Almici, Clayton, Canini e Renzetti in difesa, Cinelli, Pesce e Cavioni in mezzo al campo, Piccolo il trequartista, Mokulu e Paulinho formano il tandem d'attacco. Dall'altra parte, come detto, la Ternana di Sandro Pocesci, stesso modulo 4-3-1-2, Marco Bleve tra i pali, Valiant, Gasparetto, Signorini e Favalli in difesa, Varone, Paolucci e Defendi in mezzo al campo, Tremolada è il trequartista, Montalto e Albadoro sono i 2 attaccanti. L'arbitro della partita è Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta. A Cremona è una bella giornata di sole, 20 gradi la temperatura. E Morleo che cerca di andare al cross, ma c'è stato un fallo commesso dallo stesso giocatore. Attenzione, calcio di rigore per la Cremonese, a più tardi per il tentativo di trasformazione. E allora dunque grandissima opportunità per la formazione di casa che ha ottenuto un calcio di rigore per il fallo del portiere Marco Bleve sul numero 35 Cinelli, quasi sulla linea di fondo. Deciso l'arbitro della partita che è Illuzzi, che ha indicato subito il dischetto. Allora è già pronto con la palla in mano il giocatore maglia numero 7, l'espertissimo Antonio Piccolo, 29 anni, ex attaccante dello Spezio, maglia numero 7. La curva è quella alla nostra destra, proprio quella che ospita i circa 5.000 tifosi caldissimi della Cremonese. Tutto pronto dunque per il tiro dal dischetto. Piccolo contro Bleve, calcerà quasi sicuramente con il sinistro il giocatore della Cremonese. La rincorsa dell'attaccante, la conclusione e la palla in rete. Cambia dunque il parziale allo stadio Giovanni Zini. Siamo al 9° minuto, Cremonese 1 Ternana 0, il gol di Antonio Piccolo su calcio di rigore. A questo punto andiamo subito a Chiavari. 26 minuti allo Zini, Cremonese 1 Ternana 0, Piccolo al 9° minuto su calcio di rigore. La squadra di casa allenata da Tesser si è improvvisamente afflosciata dopo la rete appunto di Antonio Piccolo. È anche vero che la Ternana è pressa molto alto e quindi Pesce e Cavion soprattutto non hanno il tempo di ragionare. Ternana che al 23° minuto è andata vicinissima al pareggio, perfetto il cross di Defendi, praticamente una pennellata, la deviazione sotto misura da non più di 2-3 metri di Varone e il pallone che si è infranto sulla traversa. Insomma, limpidissima opportunità per la formazione ospite che a questo punto meriterebbe davvero il pareggio perché sta praticamente attaccando quasi a pieno organico. Una buona Ternana, ma adesso c'è il contropiede della Cremonese con Mokulu. Siamo al 27° minuto, Cremonese 1 Ternana 0, Chiavari. 41° minuto, Cremonese 1 Ternana 0. È una Cremonese che non trova spazi. La Ternana si è organizzata invece dopo la rete subita. Al 37° minuto da segnalare una limpida opportunità ancora per la formazione umbra con Albadoro che in semigirata ha postato proprio al centro dell'area di rigore, ha mandato la palla di poco alta. Brividi insomma per l'estremo difensore Ravaglia. Ancora Cremonese in possesso di palla, siamo nel cerchio di centrocampo, lotta con grandissimo accanimento Simone Pesce che riesce in qualche modo a difendere il pallone, ad appoggiare all'indietro per Almici, ex terzino destro di Ascoli e Gubbio. Siamo al 41° minuto, Cremonese 1 Ternana 0, Chiavari. Il pareggio della Ternana è il 42° minuto, ha segnato Carretta, dunque cambia ancora il parziale allo stadio Zini. Cremonese 1 Ternana 1, ha segnato Carretta. A te la linea. 40 secondi. Ternana in vantaggio al 45° minuto, ha segnato Signorini, dunque cambia ancora il parziale. Cremonese 1 Ternana 2, stavolta il gol di testa molto bello del difensore Signorini. A te la linea. A Cremona siamo nell'ultimo dei 2 minuti di recupero concessi dal direttore di gara e allora situazione capovolta. Cremonese 1 Ternana 2, la formazione umbra pareggiata al 42° minuto con Mirko Carretta, difesa grigio-rossa praticamente in bambola, e adesso c'è il terzo gol, c'è la terza rete della Ternana, stavolta con Diego Albadoro, l'ex attaccante del Fondi, che ha sorpreso ancora una volta Nicola Ravaglia. Insomma, veramente una Ternana dilagante in questo parziale, in questo primo tempo. Siamo al 47° minuto, Cremonese 1 Ternana 3. Vi stavamo raccontando il gol di Carretta rapidamente, che Carretta che si è trovato quasi incredulo tu per tu con Ravaglia e lo ha superato con un preciso rasoterra. Poi 3 minuti più tardi era il 45° minuto, il sorpasso della Ternana con Signorini, calcio d'angolo dalla sinistra, colpo di testa del difensore centrale appunto Andrea Signorini, anche lui ex Fondi, e palla nell'angolo dove Ravaglia non è potuto arrivare. Qualche istante fa il terzo gol dunque della formazione
rossoverde, stavolta con Albadoro che ha fulminato ancora una volta l'incolpevole Ravaglia. Siamo adesso al 48esimo minuto, dunque esauriti anche i 2 minuti di recupero. Pallone al centro, vediamo se ci sarà il duplice fischio del direttore di gara. Qualche istante poi andremo sicuramente a Chiavari, giusto il tempo di dare il finale. Centro che viene battuto, si gioca ancora, dunque 48esimo minuto, Cremonese 1, Ternana 3, Chiavari. A Cremona si gioca da 4 minuti nel corso del secondo tempo e dunque clamorosamente avanti la squadra ospite. Cremonese 1, Ternana 3. È stato un primo tempo esaltante per la Ternana, che prima è andata sotto, ha segnato Piccolo su calcio di rigore, poi in pratica ha azzannato la Cremonese. Hanno segnato Carretta, Signorini e Albadoro, 3 reti in appena 5 minuti. E la Ternana attacca ancora, attenzione con Tremolada, siamo ai 20 metri, la conclusione di sinistro dell'ex trequartista della Virtus Entella e pallone che termina sul fondo ma a pochissimi centimetri dalla porta difesa da Ravaglia. I fischi che sentiti sono tutti per la Cremonese, il pubblico è infuriato perché la formazione di casa in pratica sta subendo sempre e costantemente l'iniziativa della Ternana. Dicevamo dunque che il punteggio forse è eccessivamente pesante per la Cremonese, ma dopo lo svantaggio abbiamo visto veramente una bellissima Ternana. Primo cambio per quanto riguarda Attilio Tesser, dentro con la maglia numero 9 Brighenti, dunque un attaccante. È terminata invece la partita, ci sembra, vediamo un po' di pesce, dunque la prima sostituzione, siamo al 6° minuto, Cremonese 1, Ternana 3, andiamo a Chiavari. La seconda volta per la doppietta personale. Il gol della Cremonese, siamo al 25esimo minuto, il gol di Scappini che non esulta in quanto è un ex. Siamo dunque al 25esimo minuto, Cremonese 1, Cremonese 2, scusate, Ternana 3, a te la linea. E allora quante emozioni qui allo stadio Giovanni Zini, siamo al 27esimo minuto, dunque è cambiata la situazione. Cremonese 2, Ternana 3, ha segnato Stefano Scappini, l'ex di turno, tra l'altro un perugino, dunque per lui partita veramente molto molto sentita. Lo stesso Scappini qualche istante prima del gol aveva sfiorato la rete stessa con una splendida, meravigliosa rovesciata proprio dal centro dell'area di rigore. Sull'azione successiva è stato abile, molto svelto a sfiorare il pallone di testa e a trovare l'angolo più lontano. Attenzione Brughini, la terza rete dell'Empoli con Donnarumma al 28esimo, cambia quindi ancora il parziale, Empoli 3, Foggia 0, a te Brughini. D'accordo, Graziani, dunque dicevamo del bel gol di Scappini che ha superato di testa l'estremo difensore della Ternana Marco Bleu. Adesso naturalmente la formazione di casa ci crede, sostenuta anche dai 7.000 dello stadio Giovanni Zini. Siamo al 27esimo minuto, Cremonese 2, Ternana 3, Chiavari. Cremona, dove si gioca da 37 minuti e dove comanda sempre la squadra ospite. Cremonese 2, Ternana 3, insomma emozioni a non finire. Adesso attacca ancora la formazione di casa con Scappini, la verticalizzazione per Mokulu che viene esteso al limite dei 18 metri, calcio di punizione in favore dei grigiorossi e c'è anche un cartellino giallo, no, c'è il cartellino rosso perché è il doppio giallo per il difensore centrale Signorini, dunque doppia ammonizione. Ternana in 10 in questi ultimi 8 minuti più recupero e sarà sicuramente un finale intensissimo, ma ricordiamo, anzi segnaliamo che al 33esimo minuto la Ternana è andata vicinissima al quarto gol. Mirko Carretta in pratica ha divorato il poker perché il suo pallonetto, la posizione molto molto favorevole, tu per tu con Ravaglia, con il portiere Ravaglia, è terminato sul fondo. Occasione limpidissima questa per la formazione umbra allenata da Sandro Pocesci. Adesso invece, come detto, c'è un calcio di punizione in favore della formazione di casa, c'è già il numero 20 Perrulli sul pallone, posizione molto molto invitante, pallone sistemato proprio all'altezza dei 20 metri, leggermente decentrato sulla sinistra. 38esimo minuto, Cremonese 2, Ternana 3 e allora andiamo a Chiavari. Il sinistro al volo con la palla che finisce alta sopra la traversa. È il 43esimo minuto e il pareggio della Cremonese, partita veramente entusiasmante qui allo stadio Zini. La nuova situazione, Cremonese 3, Ternana 3, il gol di Mokulu, a te la linea Graziani. Che partita, quante emozioni e quanti errori. Siamo al 45esimo minuto, attacca ancora la formazione di casa che ha raggiunto qualche istante fa, come detto in diretta, il pareggio. Adesso siamo sul 3-3, ha segnato Mokulu praticamente con il petto. Mokulu è stato bravo, è stato soprattutto puntuale a trovarsi nel posto giusto al momento giusto, ha raccolto appunto con il petto il suggerimento che arrivava dalla sinistra e ha spinto il pallone in rete alle spalle di Bleve. Ma la Cremonese attacca ancora con Perrulli indemoniato, siamo all'interno dei 16 metri avversari, il cross che batte sulla schiena di Valiant. I tifosi della Cremonese dicono sul braccio, non è così secondo il direttore di gara, e allora seguiamo la ripartenza della Ternana con Carretta. Di fronte a sé due avversari, hanno la meglio stavolta Canini e Dos Santos Cleiro, ma attenzione, c'è un intervento del direttore di gara per segnalare
segnalare appunto una punizione forse a 2. Dunque finale concitatissimo, siamo al 45esimo minuto di questa interminabile partita e si giocherà ancora per altri 5 minuti. Cremonese 3, Ternana 3, Chiavari. Brughini. D'accordo, a Cremona sono scaduti 5 minuti di recupero ed ecco il segnale di chiusura di questo bellissimo confronto. Dunque al 50esimo minuto è il finale dello stadio Giovanni Zini. Cremonese 3, Ternana 3. A te la linea. Spettacolare pareggio 3-3 fra Cremonese e Ternana. Antonello Brughini. Sì, allora Corsini, vi regaliamo subito questa immagine perché Sandro Pocesci, il tecnico del Ternana, è ancora in campo, praticamente passeggia da solo a testa bassa. È stata una gara veramente super emozionante. Alla fine applausi per tutti. 3-3, avrebbe meritato di vincere la Ternana che era in vantaggio per 3-1, ma avrebbe anche potuto perdere la squadra Umba perché Mokulu, lo ricordiamo, nel finale ha sbagliato un gol fatto, insomma risultato giusto. 6 reti, piccolo per il vantaggio della Cremonese su calcio di rigore al 9 minuto, poi i 3 gol in 5 minuti della Ternana, al 42esimo con Carretta, al 45esimo con Signorini, al 47esimo con Albadoro. Nella ripresa la rimonta della formazione grigio-rossa, prima ha segnato Scappini, l'ex di turno, che non ha esultato, e poi al 43esimo del secondo tempo proprio lui, Mokulu, che come detto nel recupero 5 minuti ha divorato il gol del 4-3. Il finale dallo stadio Giovanni Zini, partita bellissima, Cremonese e Ternana 3-3. Corsini.